Sì, grazie dell'invito e dell'occasione, credo che il confronto sia assolutamente importante anche su temi come questi. È stato ricordato bene che soltanto all'inizio, nella prima parte del 2010, almeno parlo per la Lombardia, il clima politico era tale per cui non c'era unanimità di giudizio rispetto alla necessità di dare un colpo di reni anche dal punto di vista della politica e dell'amministrazione pubblica rispetto al contrasto alla criminalità organizzata per quanto riguarda la nostra regione. Esemplifico ricordando la vicenda del Consiglio Comunale di Milano. Voi sapete che a Milano ogni 10 minuti si parla di Expo, perché non si può parlare di qualunque materia senza parlare di Expo. In occasione di una discussione sull'Expo fu proposta in Consiglio Comunale la costituzione di una commissione che vigilasse sugli appalti per quanto potesse essere di competenza di un Consiglio Comunale. Il dibattito divenne molto forte rispetto a questa questione, ma l'allora sindaco Moratti con l'allora maggioranza disse che era una questione che non riguardava il Comune di Milano, non riguardava quel territorio, per cui si poteva fare meno di una commissione. Il punto di svolta da un punto di vista politico, della sensibilità e della volontà di agire anche con una legge da parte di Regione Lombardia si è avuto poi nel luglio del 2010 con un'operazione che ha avuto eco nazionale denominata Infinito, con l'arresto di oltre 200 ndranghetisti non soltanto in provincia di Milano ma in un territorio molto ampio, per i quali tra l'altro per oltre la metà si è arrivati già alla condanna in tempi veramente encomiabili rispetto ai tempi a cui siamo abituati. Lì devo dire che ci fu una sorta di sussulto da parte di tutti, parlo di tutte le sensibilità politiche, e in Consiglio regionale, a seguito di una proposta di legge del Partito Democratico e di un'altra di SEL, si è attivato un percorso che poi ha visto presentare anche da parte del PDL un'ulteriore proposta di legge, e finalmente ci si è attivati, si è fatto un testo unico che poi è stato diviso in due, e si è arrivati nel corso del 2011 all'approvazione di due leggi che sono quelle che adesso vi voglio illustrare, perché è il risultato del lavoro che è stato fatto in Regione Lombardia, dividendo proprio su due gambe l'azione da fare rispetto a questo tema, che sono due gambe che sono state ben richiamate. Una riguarda l'educazione alla legalità e l'altra riguarda il contrasto alla criminalità organizzata. Per quanto riguarda l'educazione, che cosa può fare un ente come Regione Lombardia e in generale il sistema dell'amministrazione pubblica? Sicuramente agire in proprio, promuovere chi dovesse avere un interesse e volesse attivarsi in questo settore, e poi sostenere coloro che già sono attivi in questo campo. Quindi agire, promuovere e sostenere sono i tre verbi fondamentali che in entrambe le leggi guidano l'azione di Regione Lombardia. Ora, gli obiettivi per fare educazione alla legalità riguardano la diffusione proprio della cultura della legalità attraverso l'aggiornamento degli operatori della formazione e dell'educazione, ma anche l'aggiornamento di operatori che di primo acchito potrebbero non sembrare con un sistema educativo, come potrebbero essere gli operatori economici, incentivare attività di ricerca, di documentazione, di informazione, di comunicazione rispetto all'educazione e alla legalità, e favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo diverso in campo culturale, dello spettacolo. Addirittura è stata messa nella legge una nota particolare che riguarda la produzione di software e di giochi didattici, ritenuti oggi un strumento molto importante, che può avere tanto effetti negativi quanto positivi se correttamente orientate. Sottolineo l'importanza di questa legge, che abbiamo voluto appunto onorare di una sua autonomia rispetto a quella del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, perché, come si diceva bene nella prima parte della mattinata, forse per combattere questa cultura, perché di cultura si tratta, chiamiamola mafiosa, e qui ricomprendiamo tutte le varie sfaccettature, prima ancora, e per sconfiggere questa cultura, prima ancora bisogna combattere e sconfiggere il brodo di cultura dentro al quale queste azioni si impiantano. Senza quel brodo di cultura sicuramente sarebbe molto più difficile avere un attecchimento di comportamenti di questo tipo. Però, come per tutte le leggi, non basta enunciare gli obiettivi, vi elenco brevemente alcune misure che sono previste da questa legge. Intanto, come può fare un ente come una regione, erogare contributi attraverso progetti o attraverso bandi specifici, innanzitutto agli istituti scolastici.
di ogni ordine e grado, compreso anche l'università, per incentivare attività didattiche che abbiano come oggetto l'educazione alla legalità, ma anche qui stimolare la produzione di ricerche, di documentazione in ambito scolastico per comprendere meglio il fenomeno. Ci sono dei riferimenti anche al fenomeno del bullismo, che è sicuramente uno di quei brodi di cultura dentro al quale molto spesso attecchiscono comportamenti di tipo mafioso e criminoso, e poi tutto quello che può riguardare anche il rapporto con gli enti locali, che sono sicuramente un attore fondamentale per le competenze che possono avere, favorire anche gemellaggi tra scuole del nord e del sud. Abbiamo avuto modo anche in Regione Lombardia di avere scambi con regioni del sud, crediamo che sia anche questo un elemento molto importante per attivare una, come si dice, cittadinanza attiva e quella che viene definita un'antimafia sociale. A proposito di queste due parole, antimafia sociale e cittadinanza attiva, devo ricordare anch'io il contributo importante che in Regione si è avuto da parte di Libera e di Avviso Pubblico, che insieme a tutti gli altri soggetti che sono stati auditi sono stati veramente uno stimolo importante. Devo dire che la Regione Lombardia ha preso le mosse da un'analoga legge della Regione Piemonte, oltre che avere preso anche a riferimento la legge della Regione Emilia Romagna, che era stata in maniera fondamentale voluta da Libera durante il periodo amministrativo della Presidente Bresso. I beneficiari di queste azioni devono ovviamente avere alcuni requisiti. Per quanto riguarda le scuole, avere nei loro programmi questo tipo di interventi. Per quanto riguarda invece associazioni o anche altre entità, quali Camere di Commercio e associazioni di categoria, deve essere comprovata una attività in questo senso, che qui noi abbiamo deciso debba essere almeno di 2 anni. Vi dico degli aspetti anche un po' di dettaglio della legge, perché credo che anche per voi in questa sede sia utile, poi, visto che iniziate un percorso legislativo, capire che cosa altre regioni hanno fatto in questo senso. E poi c'è una cosa che non è soltanto di facciata, ma a cui crediamo molto, perché oggi siamo nella società della comunicazione, dell'immagine, per quanto questo possa avere degli aspetti negativi, può anche avere degli aspetti di utilità. Siamo riusciti a trovare modo di concordare sull'istituzione di una giornata regionale dell'impegno contro le mafie in ricordo delle vittime, che è stata decisa per il 21 marzo. Sembra banale anche la decisione della data, ma così non è, perché sapete che a Roma si parla da tantissimo tempo l'istituzione di una giornata di questo tipo a livello nazionale. In realtà si litiga persino sulla scelta del giorno, prendendo anche qua indicazione da un'esperienza di Libera. Si è voluto andare oltre il fare riferimento, non so, all'attentato a Borsellino piuttosto che Falcone, per dire una giornata che ha in sé già un potere evocativo, è il primo giorno di primavera. Quest'anno sarà la prima occasione per Regione Lombardia di metterla in atto e vediamo che cosa riusciremo a fare. Anche qui ovviamente il concorso e la collaborazione tra tutti i soggetti della società civile sarà assolutamente fondamentale. E come? Attraverso uno strumento che questa legge prevede, che è l'istituzione di un osservatorio. È stato prima raccontato come cosa succede in maniera analoga in Emilia Romagna. È sempre delicato parlare di commissione osservatorio, perché siamo un paese nel quale sembra che voler istituire commissioni significhi poi alla fine volere portare là la soluzione dei problemi o insabbiarli, no? Quando si parla di commissioni osservatori si ha questo tipo di reazione. Però abbiamo ritenuto necessario metterli un punto fermo anche dal punto di vista istituzionale in Regione Lombardia, un qualcuno che si occupasse in maniera stabile dell'attuazione della legge e del rapporto poi con tutti i soggetti che ho richiamato prima. Questo osservatorio, giusto per notizia, è composto sia da consiglieri regionali con una rappresentanza della minoranza consigliare garantita, che da rappresentanti della Giunta, ma anche rappresentanti del mondo dell'università, delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni sindacali e di tutte le associazioni, 2 o 3 membri a discrezione delle associazioni, che sono impegnate in maniera specifica sui temi dell'educazione alla legalità e il contrasto alle mafie. E proprio perché poi una legge deve avere le gambe, si diceva anche alla fine dell'intervento precedente, bisogna pure metterci dei soldi. Inizialmente Regione Lombardia per questo tipo di attività ha stanziato 500.000 euro. Devo dire che poi purtroppo non basta fare la legge, bisogna appunto metterla in atto, e su questo io denuncio un po' di ritardo da parte della mia regione. Stiamo cercando un po' tutti, insomma, di stimolare un po' più di velocità nell'applicare
fare quanto previsto. Stanno adesso, la Giunta regionale sta adesso elaborando i criteri per la progettualità e per l'erogazione poi dopo dei contributi attraverso i bandi. Questo è il pilastro numero 1, educazione alla legalità. Per quanto riguarda l'altra legge sul contrasto alle mafie, lì c'è un problema molto delicato, se ne è dibattuto molto in commissione e credo che su questo bisogna veramente stare attenti, un problema delicato di competenze, perché se c'è una forza in più che si può dare a chi ha intenti criminali o criminosi è quella di fare confusione tra cosa spetta a chi, perché spesso siamo di fronte a delle selve di norme e di leggi dentro la quale è difficile districarsi e che diventano poi, questo è il problema, di difficile applicazione e diventa difficile di controllarne il rispetto.